Altro appuntamento per il campionato italiano del gusto, un campionato ideato dall'agenzia Turismo FVG. Le due squadre che si contendono la partita di quest'oggi sono l'Udinese e la Lazio, una partita sicuramente interessante, che sarà interessante non solo nel campo ma anche in cucina, quindi andiamo a scoprire le due formazioni. Per la formazione dell'Udinese questa volta abbiamo deciso di andare in Carnia, siamo con Stefano Butazzoni, Timavu da 8. Insomma Stefano, che formazione presenti quest'oggi? Presentiamo un 4-3-3 per la vittoria, andiamo all'attacco. Uno stinchetto di agnello di Timo Serpillo, cotto al forno, poi abbiamo fatto una patata sbollentata, scavata e all'interno abbiamo una mousse di formaggi franc, con sopra abbiamo messo del gelato agli asparagi. Abbiamo un ovetto di quaglia con dello sclupit che è un'erba spontanea e per addolcire i palati abbiamo anche delle viole cristallizzate. Incarna un po' proprio quello che è lo spirito Carni, con queste valli, con queste case, con questi paesaggi straordinari, no? Esatto, sono paesaggi straordinari da visitare assolutamente. Quindi a questo punto non ci resta Stefano che andare a vedere anche la formazione della Lazio per capire poi chi vincerà questa partita. A capitanare la squadra biancoceleste abbiamo Tommaso Pennestri dell'Osteria dell'Ingegno. Tommaso, benvenuto qui a Udine, ma soprattutto che formazione schieri? Un 3-5-2, controlliamo la partita nel primo tempo e portiamo a casa il risultato nel secondo. In effetti è una partita importante, ma soprattutto la formazione, ho visto una formazione eccellente qui, no? Sì, sono degli gnocchi di patate fatte in casa, patate rosse, mentuccia, e vengono lavorate a caldo e poi il condimento è un tipico piatto della primavera romana, laziale. Sono prodotti del Lazio, quindi sono fave, piselli, carciofi, erbe, tra cui mentuccia, finocchietto selvatico, vengono saltate in padella con in precedenza della cipolla e del guanciale. Il piatto viene completato con dei fiori per dare un po' di colore e della ricotta di bufala salata e affumicata. Allora a questo punto abbiamo visto i piatti, abbiamo visto le formazioni, non ci resta che andare a vedere invece le tattiche con i due coach. Quali strategie adotteranno le due formazioni quest'oggi? Qui abbiamo Alessandro Rien, lui è il segretario generale della FIPE di Roma. Insomma Alessandro, tattica di oggi? La tattica di oggi è all'attacco, sull'innovazione, mantenendo sempre le nostre radici, portare nella tradizione un tocco di modernità e quindi cerchiamo di fare una partita all'attacco. Gli gnocchi alla romana insomma sono abbastanza famosi, questa volta il nostro cuoco l'ha voluti rivisitare e condirli carciofi e vignarola. Tra i filari delle viti venivano coltivati appunto queste verdure e ci si facevano minestre, condimenti, potevano essere anche dei ricchi contorni e il nostro cuoco ha voluto unirli, io credo, con sapienza ma anche con una certa dose di estro ai nostri gnocchi. Giancarlo, anche qui abbiamo un piatto che incarna una specificità e soprattutto una tattica ben precisa, no? La tattica è quella per vincere, noi dobbiamo vincere oggi e abbiamo messo in campo le eccellenze del Friuli e in maniera specifica un agnello che è un piatto tradizionale friulano e nel piatto ci sono però le erbe, i fiori della primavera. Il Friuli forse è una delle regioni che ha più erbe spontanee in assoluto, la tradizione è quella di raccoglierle e di tradurle nel piatto. Abbiamo lo scoloppit, oggi abbiamo un gelato alla fine al tarassaco con uno sciroppo di petali di papavero, per cui abbiamo sfruttato tutto quello che la natura ci offre in questo periodo. Giancarlo, grazie mille, grazie anche ad Alessandro ovviamente. Adesso invece andiamo a scoprire qualche ospite, ma soprattutto andiamo a scoprire poi chi vincerà questa splendida partita. Ospiti speciali in questa occasione proprio per il campionato italiano del gusto e siamo con Davide Braida che insomma con il Castelvecchio ha appena vinto ed è andato in Serie A1 insomma di pallacanestro. Complimenti, bella esperienza, no? Sì, grazie, è una bella esperienza, non è la prima volta che siamo promossi in A1, comunque quest'anno diciamo che è l'anno più bello forse per la nostra squadra, per la nostra associazione, anche perché abbiamo vinto il campionato con 2 giornate di anticipo addirittura, però siamo anche andati finalmente in Europa, ce la metteremo tutta, vediamo come va. Siamo con Paola Bruma, che lei è il bomber della Tavagnacco Calcio Femminile, insomma come hai mangiato, ti è piaciuto questo evento e soprattutto vedrai anche la partita. Sì, sono contenta dell'invito e ringrazio tutti quanti
e sono stata bene e stasera mi aspetto di vedere una bella partita. Gli ospiti li abbiamo visti, non ci resta adesso che andare a vedere anche chi ha vinto invece la partita proprio fra l'Udinese e Lazio in tavola. Arbitro di questa partita, Sergio Lucchetta, presidente FIPE del Friuli Venezia Giulia. Insomma, chi ha vinto, Sergio? Il primo atto di questo incontro Lazio-Udinese è stato vinto dalla squadra dell'Udinese. Ha presentato un piatto ancora una volta del territorio. Dobbiamo ringraziare Turismo FVG perché stiamo visitando il Friuli Venezia Giulia e stiamo visitando l'Italia. Oggi siamo riusciti a vincere, non sempre è così, ma oggi la distanza è stata abbastanza grossa. Sergio, grazie mille. A voi invece, cari telespettatori, appuntamento come sempre alla prossima puntata per il campionato italiano del gusto.